Nel video 99 avevamo mostrato dei dati piuttosto interessanti che si potevano ricavare dalle guide dell'epoca, con una Milano che in certi versi non era molto diversa dalla Milano attuale, ossia molte persone per una ragione o per l'altra avevano un lavoro. Avevamo infatti elencato un gran numero di attività lavorative, promosse da centinaia di persone e che includevano anche professionisti, commercianti e artigiani, a cui devono essere aggiunti i lavandai e le lavandaie professioniste, che potevano disporre anche di piccoli locali per la loro attività, a fianco di uno dei numerosi canali di Milano, ma anche religiosi, nobili, borghesi. Molti di loro esercitavano un lavoro. Va da sé che tutta questa attività lavorativa produceva una certa ricchezza, o meglio, un benessere dignitoso per molti abitanti in città. Ecco quindi che su una popolazione stimabile in 130-150 mila abitanti, secondo le stime di Cesare Cantù, la città comprendeva 31 pasticcerie, 29 negozi di confetture, 34 cioccolaterie, 92 caffè. Inoltre vi erano ben 11 enoteche per la vendita di vini di lusso e 64 banchi di venditori di trifole, ossia tartufi. A questo punto ci si chiede se fosse tutto rose e fiori a Milano e soprattutto dove fosse la popolazione più umile. Certo, girando per le strade, come detto nel video 97, avremmo trovato un gran numero di soldati croati, ungheresi, slovacchi e qualche militare graduato austriaco. E poi gli onnipresenti nobili. E anche loro riempivano le strade della città. Di cosa si occupava la popolazione più umile, di cui abbiamo flebile testimonianza nei libri dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti delle parrocchie e negli stati delle anime? Non esisteva la classe operaia. Quella nascerà entro pochi decenni, ma nel 1823 gli operai erano coloro che operavano, ossia che facevano qualcosa in qualche negozio artigianale. Esistevano già i comunisti, ma erano gli abitanti dei comuni, senza alcun riferimento al ceto, all'economia o alla politica. Una piccola luce deriva dalle numerose opere pie per indigenti, ragazze povere da marito, frati e suore senza convento, anziani, malati, cronici, ex prostitute gettate nella miseria. Difficile dire quale percentuale della popolazione milanese essi rappresentassero, ma non erano sicuramente una larga fetta della popolazione cittadina. La situazione era certamente peggiore a Parigi o a Londra, dove la distanza economica tra le classi sociali era di gran lunga maggiore. L'età media delle persone continuava ad essere piuttosto bassa. Si mettevano alla luce tantissimi bambini. Molti morivano subito oppure entro i primi 2 anni di vita. Una drastica selezione naturale dovuta essenzialmente a fattori sanitari. Non solo per le malattie infettive, ma anche per l'acqua o per il cibo che, se non era scarso, era spesso fonte di microrganismi patogeni. Per cui, per avere una famiglia con 3 figli, bisognava metterne al mondo almeno 6. Proprio perché la speranza di vita era bassissima, era impensabile investire tutto lo sforzo economico di una famiglia per un solo figlio o due. Chi avrebbe garantito un'entrata economica ai genitori anziani se questo figlio fosse morto a 20 o 30 anni? E, come sentirete tra poco, non era affatto raro morire a quell'età. Non solo a Milano, ma anche nel contado, dove però il tipo di attività lavorativa era drasticamente diverso. Togliendo il clero, non più così abbondante come nel Settecento, i nobili, che però erano considerati cittadini milanesi, e i borghesi, imprenditori in erba, la stragrande maggioranza delle persone erano contadini, più o meno indipendenti, pescatori, braccianti, taglialegna. Più una piccola quantità di cavallanti, commercianti, osti, piccoli artigiani. Erano presenti, pur con numeri ancora modesti, persone impiegate nei settifici. Qualche eccezione territoriale era legata all'industria del ferro e dei metalli in genere, nel territorio di Lecco, con una maggiore disponibilità di manodopera. Siamo nel 1823 e il panorama industriale lombardo, e lecchese in particolare, cambierà notevolmente verso il 1850, con una precoce rivoluzione industriale.
Prendiamo ora i dati dai libri dei defunti delle parrocchie di Villasola, frazione di Cisano Bergamasco, di San Zeno, frazione di Olgiatemolgora, e di Calco e Airuno con Neizzurro nel 1854-1856. I libri riportano anche di parrocchiani morti in altri paesi come Val Gregentino, Merate, Olginate, Lecco, Milano o Bergamo. Sono dati che si riferiscono a 20 anni dopo, ma la situazione è del tutto paragonabile al 1823. Si tratta di circa 160 morti all'anno. Nel 1860 i comuni che comprendono le parrocchie analizzate, ossia Cisano, Olgiate, Mondonico, Calco, Airuno e Aizzurro, ospitavano 5.945 persone. Quindi i defunti rappresentano il 2,7% della popolazione. Ebbene, l'età media di morte delle persone è di 27 anni, praticamente paragonabile all'età media di morte calcolata nel 1571, secondo i dati in nostro possesso. È noto a tutti che molti bambini morivano alla nascita, ma nonostante questa consapevolezza che abbiamo, legge di 71 bambini morti entro i primi 10 anni di vita e tra essi 63 neonati morti ci dà da pensare. I bambini morti entro i primi 3 anni di vita rappresentano il 39% di tutti i defunti. Superati i 10 anni, la percentuale di defunti per fasce di età di 10 anni si stabilizzava intorno ai 10 morti all'anno, o meglio, la probabilità di morire a 17 anni, a 35 anni o a 53 anni era più o meno la stessa, ed era abbastanza elevata se raffrontata al giorno d'oggi. L'età davvero difficile da superare era quella dei 60 anni, per cui solo 4 defunti all'anno hanno superato i 79 anni. Il record di quel triennio spetta a due ottantottenni. La prima è una vedova di Calco, morta nel 1854 per tabe senile. Per tabe si intende una generale degenerazione progressiva del corpo o di specifici organi. La seconda, anch'essa una donna, è una nobile, la contessa Duniani, che abitava nella sua antica villa del Buttero di Olgiatemolgora, morta appunto a 88 anni, per apoplessia. Le cause di morte oggi rappresenterebbero malattie facilmente risolvibili, in assenza di ceppi resistenti agli antibiotici. A parte le ricorrenti epidemie di colera, si moriva per bronchiti, polmoniti, difterite, dissenteria, gastroenteriti, meningiti, morbillo, orecchioni, pellagra, sifilide, tosse e catarro, tubercolosi, vaiolo. Poi si moriva di parto o per convulsioni non meglio spiegate. Non era poi raro morire per cause del tutto ignote, e in certi territori si moriva ancora di peste, come nel Seicento. La situazione sanitaria era specchio di una igiene scarsissima, cibo mal conservato, poco nutriente e con alta carica batterica e fungina. Le deiezioni umane venivano gettate dai balconi nelle strade dei paesi brianzoli, in attesa che la pioggia pulisse tutto. L'acqua utilizzata per bere, cucinare e lavare i vestiari era ben lontana dall'essere pura, contaminata con batteri patogeni provenienti dalle fogne cittadine o direttamente dalle strade e dalle case. Il colera, tipica malattia legata alle contaminazioni fecali, falcidiava persone con grande facilità. In una ricerca sul comune di Brivio, in riva al fiume Adda, abbiamo citato una relazione sanitaria del 1784, in cui si parla di cumuli di rifiuti nelle strade del paese, nella piazzetta della sinagoga o nella casa detta del Pagnano, ma anche di un mucchio di materiali, rottami e lordure nel vicolo prepositurali, all'angolo della casa prina. L'ordure erano anche visibili nei vari vicoli centrali, come il vicolo dello Stallazzo, che fu ritrovato assai sporco e con letamai e quantità grande immondizie. Le stesse case oggi sarebbero ben lontane dall'ottenere l'abitabilità. Erano generalmente buie ed umide, soprattutto nella bassa pianura e a Milano, con navigli e altri canali, a volte a diretto contatto con i muri degli edifici. La falda si trovava appena sotto il pavimento delle cantine. Il poeta bergamasco Bartolomeo Secco Suardi, nella poesia L'aria del 1816,
così scrive di Milano. Qui vivo, dove fetide lagune irrigan l'aborrevole campagna. Forse esagerava un pochino per spirito campanilistico. Le case popolari erano alte 3 o 4 piani, piuttosto strette, con bei cortiletti e finiture in granito o beola. Le finestre erano tutte dotate di gelosie e i tetti avevano tutti i coppi. Erano case dalle mura spesse, eccellenti per il caldo estivo. Invece d'inverno le case erano fredde, generalmente vi era un solo camino in cucina, alimentato a carbonella. Qualche appartamento poteva avere anche un secondo camino nella stanza da letto. Certo è che legna e carbonella costavano parecchio e si cercava di usarne pochissime. I nobili non se la passavano meglio, le stanze enormi erano gelide e i nobili passavano le giornate invernali in stanze più piccole o dietro paraventi disposti davanti ai grandi camini. Lavare i panni nelle acque dei navigli o dei canali era una tortura, quindi i vestiti si lavavano abbastanza male e la loro pulizia non era certo esemplare, che fossero nobili o popolani. Bagni nelle case erano praticamente inesistenti. Guido Bezzolla, nel suo libro A Milano ai tempi di Stendhal, riporta che alla fine del Settecento Pietro Verri volle installare una vasca da bagno nel suo palazzo, ma dovette far venire i rubinetti da Roma perché non ne aveva trovati in città. Normalmente bastava una tinozza per il bagno e un catino per lavarsi il viso. Per i bisogni corporali c'erano bagni comuni nei cortili, ma non erano certo attraenti come igiene e soprattutto erano gelidi per il freddo, per cui molti preferivano gestire la situazione in casa propria, con delle sedie forate, dette comode, con sotto una bacinella. Questo tutto sommato valeva anche per i ricchi. Poi le deiezioni finivano nel naviglio, nei canali, nei campi o nelle strade. Va da sé che i microrganismi patogeni finivano nelle acque, nei prodotti agricoli e successivamente nei piatti delle lombarde, che poi morivano di gastroenterite. Gli affitti erano molto bassi, secondo Bezzolla erano pari al 5-6% del reddito di una famiglia media. Sembra poco, ma si trattava dell'affitto di edifici senza alcun servizio. Le case avevano pareti intonacate e pavimenti in cotto. Le piastrelle erano per ricchi. La polvere del cotto sporcava qualsiasi cosa e la pulizia dei pavimenti era ardua. L'abbattimento delle case popolari antiche, avvenuto tra il 1870 e il 1940, non deve sorprenderci. Oggi queste case, ovviamente ristrutturate, sarebbero estremamente appetibili dal punto di vista immobiliare. Ma nel 1823, credeteci, erano davvero poca cosa.